Jesolo sperimenta nuovi sistemi di sorveglianza, e cioè i droni, microvelivoli telecomandati in grado di pattugliare aree molto vaste. Il primo obiettivo è scoprire magazzini e zone di smercio delle Grif contraffatte, ma gli utilizzi potrebbero essere svariati, dalla ricerca di persone scomparse alla verifica di danni per calamità. Santa Maria di Sala dedica il teatro di Villa Farsetti al presidente più amato della nostra Repubblica, a Sandro Pertini. L'intitolazione è avvenuta durante le cerimonie del 25 aprile con la sistemazione di un busto all'interno della sala. Siamo orgogliosi di questa intitolazione, ha detto il sindaco Nicola Fragomeni, mettendo a tacere i pochi contrari. Chi si rivede? Loris Mazzorato si ricandida alla guida di Resana. Torna clamorosamente in pista l'ex sindaco, costretto alle dimissioni lo scorso anno per aver partecipato a una messa in ricordo di Pribke. Mazzorato si presenta a capo di una lista civica per continuare la sua battaglia contro le tasse e per l'autodeterminazione del Veneto. Un parco come nuovo. Grazie alla donazione di un anonimo benefattore, il Parco del Sole di via Sabbioni a Mogliano è diventato decisamente più bello. Sono stati rinnovati i giochi e gli arredi, il percorso vita e anche molte piante. L'inaugurazione ufficiale è stata festeggiata da molte famiglie con bambini che hanno prontamente collaudato scivoli e altalene. Pochi minuti di pioggia intensa, una sorta di bomba d'acqua nella bassa padovana. Allagate, arrivando a un livello di 40 centimetri, alcune strade di Este e Montagnana. In molti casi è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Non si contano gli scantinati in ammollo e le auto bloccate, mentre una famiglia è rimasta completamente isolata. Pranzo gratis agli studenti universitari che prendono 30 o 30 e lode. Lo offre il Caffè Pedrocchi di Padova, che l'8 maggio festeggerà ufficialmente la nuova gestione. Per chi non prende il massimo dei voti ma comunque passa l'esame, sconto del 50% su tutta la pasticceria. Attenzione, lo sconto è valido solo il giorno dell'esame.